Buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Spero che stiate tutti bene e che siate pronti per un po' di yoga insieme. Rilassiamo tutto il corpo, cerchiamo di distendere, di creare spazio dentro le nostre ossa, dentro le nostre articolazioni, nei nostri muscoli. Distendiamo tutto il corpo, sentiamolo morbido, rilassato. Morbido e rilassato tutto il viso. E iniziamo sempre ascoltando il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome con leggerezza e semplicemente rimaniamo in ascolto del movimento quieto, lento del nostro respiro, senza alterarlo, senza guidarlo. Lasciamo che fluisca in modo spontaneo. Sentiamo come l'addome, la pancia, si espande leggermente con ogni inspirazione e come si contrae leggermente con ogni espirazione. Entriamo in questo movimento armonioso. Bene. Adesso, con un'ispirazione forte, portiamo le spalle verso le orecchie. Tendiamo un po' anche il viso, tiriamo un po' anche le labbra. Inspiro, espiro. E con questa ispirazione cerchiamo di buttare fuori tutto quello che ci disturba, tutto quello che non ci fa stare bene. Inspiro su, tendo, mi libero di tutti i pesi. Ancora inspiro e lascio andare, rilasso. E adesso portiamo una mano sulla fronte, la facciamo passare da una tempia all'altra e poi l'altra mano alterniamo una mano e l'altra con una leggera pressione. Sentiamole le nostre mani sul viso, come per portare via tutti i pensieri, tutte le rughe, distendere tutta la pelle. Poi portiamo la punta delle dita qua nel punto tra le sopracciglia e seguiamo con la punta delle dita tutto l'arco sopraccigliare fino alle tempie, così. Sempre con l'intento di distendere, di aprire, allargare, creare spazio. Ancora una volta. Poi portiamo le mani sulle guance, ai lati del naso, tiriamo un po' tutte le guance, le tiriamo verso le orecchie. Ancora. E ancora una volta. Stiriamo bene anche le labbra. Poi incliniamo la testa, chiudiamo i pugni, picchiettiamo un po' la nuca, il collo, scendiamo un po' verso le spalle e poi risolleviamo il viso. Abbandoniamo le braccia in grembo, sempre le braccia bene aperte, rilassiamo completamente il viso. Sentiamo che ci sono tante piccole vibrazioni sul viso, nel collo, nelle spalle, come se fossero delle piccole carezze che distendono tutto. Bene. Poi intrecciamo le dita delle mani, portiamo le mani intrecciate dietro la nuca, inspiro, allargo bene i gomiti, avvicino le scapole, espirando ruoto, entro un po' in torsione, lascio scendere la testa, lascio pesare le braccia sulla nuca
in modo che si distendano bene, si aprano bene le cervicali. Inspiro al centro, apro, allargo, scapole vicine, espiro, ruoto e faccio scendere la testa. Ritorno ancora, dentro il respiro, allargo bene i gomiti, fuori il respiro. Riporto ancora al centro, dentro il respiro, allargo, fuori il respiro, chiudo. Poi mi riporto ancora al centro, allargo bene, tengo un attimo questa posizione, poi sciolgo, braccia in avanti, intreccio le dita delle mani, spingo le braccia in avanti, spingo anche le spalle in avanti, sempre le spalle lontane dalle orecchie, allungo bene e poi rilasso, abbandono le braccia, mi stendo e porto le mani alle spalle, i palmi delle mani in avanti, disegno dei cerchi nell'aria lentamente, come se le mani stessero scivolando su un vetro. Nell'altra direzione, tutto sempre con leggerezza, senza irrigidire le braccia, senza irrigidire le spalle. Bene, ci fermiamo, rilassiamo, abbandoniamo. Adesso muoviamo le spalle, sciogliamo un po' le spalle, lasciamo una spalla completamente ferma, muoviamo solo una spalla per volta, muoviamo. Su, la spingiamo prima in avanti, poi su verso l'orecchio, poi la spingiamo bene indietro, il più possibile, la facciamo scendere, la riportiamo in avanti, su, spingiamola bene verso l'alto, la portiamo indietro e la facciamo scendere. Adesso nell'altra direzione, indietro, su, su, portiamola bene verso l'orecchio, la portiamo in avanti e scende quanto possibile. Ancora una volta, indietro, su, la alziamo bene, la spingiamo verso l'alto, la facciamo scendere in avanti e rilassiamo. E ascoltiamo sempre, cerchiamo sempre di ascoltare quello che ci dice il nostro corpo. Sentiamo la spalla destra, la spalla sinistra, cerchiamo di cogliere tutte le differenze tra una spalla e l'altra. E poi lo stesso lavoro con l'altra spalla, la spingiamo in avanti, su bene, spinta bene verso l'orecchio, indietro, spinta bene indietro e giù. Ancora. Avanti, su e indietro. Adesso nell'altra direzione, indietro, su e scende. Ancora, indietro, su e scende. E rilasso, distendo, cerchiamo di aprirle bene le spalle, apriamo bene il torace, apriamo bene la schiena, tanto spazio dentro di noi. Se creiamo spazio nel corpo, si crea spazio anche nella mente, si crea spazio anche nel cuore. Adesso facciamo con le braccia, creiamo come delle onde, inspiro, espiro. Inspiro dentro il respiro, apro, espiro, chiudo. Ancora inspiro, espiro. Inspiro, espiro, adesso sollevo il ginocchio, porto la fronte verso il ginocchio. Poi la gamba scende, ancora inspiro, l'altra gamba, espiro.
Inspiro, espiro, alterniamo una gamba poi l'altra. Ancora, inspiro, espiro. Lo facciamo ancora una volta. Inspiro, espiro. E l'altra gamba. Inspiro, espiro. Bene. E rilassiamo. Incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Adesso portiamo le mani alle spalle. Inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro. Lentamente entro in torsione, ritorno al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Inspiro, espiro. Dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno, e rilasso, mi stendo. Adesso facciamo questo. Portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, spingiamolo bene verso l'alto. Dobbiamo sempre cercare di sentire che si apre qua il fianco, si apre tutta la fascia laterale. Allungo e poi lentamente mi inclino, spingo il braccio lontano, lo lascio ricadere, morbido, rilassato, e poi faccio un gesto lento, ampio, accarezzo tutto lo spazio, riporto il braccio, la mano sul ginocchio e rilasso. Cerco di sentire la differenza tra il lato che abbiamo aperto e l'altro che rimane un po' chiuso. E sull'altro braccio allungo, tendo con forza. Cerco di arrivare su fino in cima, immaginiamo di cogliere una stella nel cielo, poi ci incliniamo, il braccio si spinge in lontananza. Si lascia ricadere e poi su con leggerezza, un bel cerchio ampio e rilasso. Adesso solleviamo un ginocchio, mani intrecciate sul ginocchio. Inspiro, apro bene, allungo bene la colonna, espiro, porto la fronte verso il ginocchio, mi risollevo, faccio scendere la gamba, su l'altra gamba, inspiro, allungo giù le spalle, su bene la colonna, espiro. E ritorno. Ancora con l'altra gamba, su, inspiro, espiro. Mi risollevo. Ancora una volta con l'altra gamba, su, inspiro, espiro. E lentamente mi risollevo, rilasso, abbandono. Adesso lavoriamo un po' per sciogliere le dita delle mani. Apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani. Poi stringiamo bene i pugni. Apriamo il pollice, l'indice,
il medio, cercando di tenere ben distanziate le dita delle mani, l'anulare e il mignolo. Apriamo, allarghiamo bene, poi chiudiamo il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice e il pollice. Stringiamo bene i pugni, ancora una volta, pollice, indice, medio, anulare e mignolo. Allarghiamo, mignolo, anulare, medio, indice e pollice. Chiudiamo bene, rilassiamo, abbandoniamo le braccia, ascoltiamo un attimo le nostre mani, portiamo i palmi delle mani verso l'alto, ascoltiamo le mani. Se riusciamo a portare lì tutta l'attenzione alle nostre mani, le sentiamo diventare sempre più grandi, sempre più profonde. Cerchiamo di sentire l'energia che si muove sui palmi delle mani, nelle dita delle mani. Sentiamo tutte le piccole vibrazioni. Adesso portiamo le braccia in avanti, su e giù le mani. Sblocchiamo un po' i polsi. Poi chiudiamo, rilassiamo le braccia, facciamo riposare un attimo le braccia. Poi le portiamo ancora in avanti, chiudiamo i pugni, disegniamo dei cerchi con i pugni nell'aria. Sblocchiamo un po' ancora i polsi, rotazione dei polsi nell'altra direzione e rilassiamo, braccia abbandonate, distendiamo. Adesso facciamo questo, portiamo le mani ai fianchi, ci allunghiamo lateralmente con il tronco, ci portiamo verso l'alto, poi nell'altra direzione e cerchiamo di scendere. Cerchiamo di fare questo movimento allungo e accorcio. Creo spazio tra le anche e le costole e poi lo chiudo questo spazio, scendo e adesso nell'altra direzione. Giù, mi abbasso bene e poi mi allungo bene. E sempre cerchiamo di fare un movimento fluido, rotondo. Ancora una volta. E ci fermiamo, rilassiamo, distendiamo. Portiamo ancora le mani alle spalle. Dentro il respiro, fuori il respiro. Inspiro al centro, fuori il respiro e torniamo al centro. Adesso sulle braccia le allunghiamo bene verso l'alto, le spingiamo lontano, poi prendiamo con una mano, prendiamo il gomito, l'altro gomito, inspiro allungo, espiro ancora, torsione, ritorno, cambio, su questo braccio la mano prende il gomito, inspiro a lungo, espiro lentamente, entro in torsione e ritorno. Spingo tutte e due le braccia verso l'alto, poi intreccio le dita delle mani, palmi delle mani verso l'alto, ma allungo bene, faccio scendere le braccia in avanti, palme delle mani in avanti, dita delle mani intrecciate, tengo un attimo questa posizione, spalle lontano dalle orecchie, poi apro le braccia, le spingo lontano, tengo un attimo questo bello allungamento e poi abbandono completamente le braccia e rilasso. Flettiamo la testa in avanti e portiamo lentamente il mento da una spalla all'altra.
con la testa piegata, abbandonata, pesante. E ci fermiamo. Risolleviamo la testa, portiamo ancora le mani sull'addome e rimaniamo ancora per qualche minuto in ascolto del nostro respiro. Sentire il respiro che entra, leggero. Ogni respiro ci porta un soffio di vita. Sentiamo come si muove piano l'addome e sentiamo quanta armonia in questo movimento del respiro. Non c'è niente che dobbiamo fare, soltanto lasciare che accada, soltanto osservare. Il respiro sembra arrivare da lontano, indipendentemente dalla nostra volontà. Nessuno può decidere di smettere di respirare. Se fermiamo volontariamente il respiro, dopo un po' arriva uno svenimento e ricominciamo a respirare senza accorgercene. Questo ci dice quanto è potente il respiro, quanto è potente la vita. Bene, cari amici, spero che abbiate passato dei momenti piacevoli facendo yoga, spero che stiate tutti bene, vi auguro una buona giornata, ci vediamo presto e come al solito vi abbraccio con tanto affetto. Buona giornata a tutti.